Darei la parola adesso a Graziano Azzalin che presenterà Maria Laura Tessarin che ci parlerà di disabilità. Sì, prima di dare la parola e di presentare Maria Laura Tessarin per una significativa testimonianza, volevo denunciare una cosa che abbiamo vissuto e soprattutto è stata oggetto, diciamo, di speranza da parte di molti cittadini che nei mesi scorsi si sono recati nei propri comuni perché la Regione aveva approvato delle disposizioni attuative relative all'accesso per finanziamenti a sostegno di chi era in difficoltà per pagare delle bollette, per problemi, diciamo, anche proprio fondamentali delle famiglie. Decine di migliaia si sono recati nei comuni, il bando diceva al di sotto dei 16.000 euro ISE, è stata una presa in giro, 1.233 le domande validate con 0 ISE, nuclei familiari di 6-7 persone. Ecco, quindi questo per dire che c'è non solo un problema di soldi nella nostra regione per il sociale, ma c'è un problema di approccio culturale, di come le cose vengono gestite, affrontate e implementate. Ecco, questo credo che sia, in assenza anche di risorse, la beffa e l'offesa più grossa che si possa fare a chi ha problemi, diciamo, di questa natura. Per quanto riguarda la significativa testimonianza, Maria Laura Tessarin sta attuando un progetto di vita indipendente molto importante, la voglio presentare perché dirà lei poi le considerazioni rispetto a questo, quelle che sono le difficoltà. È una ragazza molto impegnata, tra l'altro neolaureata in filosofia, è una consigliere comunale del Partito Democratico nella città di Portoviro e questo con molti sacrifici e molto impegno, e la sua sensibilità è molto importante. Ecco, credo che sia giusto anche da una persona come lei dire come se non c'è un sostegno anche tante speranze, tante cose importanti che si possono avere anche in situazioni di difficoltà possono essere vanificate. Prego Maria Laura.